Brindisi e taglio di nastro è aperta ufficialmente sotto il migliore degli auspici la stagione balneare 2020. Da questo fine settimana da Bibbione a Chioggia sono aperti buona parte degli stabilimenti balneari, delle attività turistiche e degli alberghi. Sono prospettive positive, intanto siamo qua per ringraziare anche gli operatori che come sempre hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, hanno già preparato le proprie strutture, sono pronti. È fondamentale che oggi ci si riempia ovviamente dei turisti perché sono la parte importante per crescere, per portare appunto quell'occupazione, piano occupazionale di ricchezza che è fondamentale. L'azienda del turismo tocca 18 miliardi di PIL nazionale, lo ricorda spesso il governatore Zaia, ed è fondamentale che arrivi per tutto il tema anche socio-economico del nostro territorio. Le prenotazioni sono tantissime, questa settimana addirittura non riusciamo neanche a rispondere a tutti, però veramente questo ci indica una grande stagione. Ovviamente tutto questo ci comporta una grande più attenzione per i nostri ospiti, sia nel servizio ma soprattutto una vacanza in sicurezza e in pieno relax. Un'estate che si preannuncia meno complicata del previsto, tutto è pronto per accogliere pendolari e turisti, auspicando di poter abbracciare presto anche quelli d'oltreconfine, tedeschi e austriaci in maggioranza, da sempre affezionati al nostro litorale. Fortunatamente alcune frontiere, pensiamo a quelle tedesche, di fatto sono già state aperte, ora stiamo lavorando anche sull'Austria perché permetta ai loro concittadini di poter venire da noi, perché su 70 milioni di presenze turistiche il Veneto fa 50 milioni di stranieri. Di questi 50 milioni di stranieri 2/3 sono di lingua tedesca, quindi voi capite che Austria, Germania e Svizzera per noi è fondamentale. Pronta, uscirà a giorni, ha confermato l'assessore al turismo Federico Caner, la campagna pubblicitaria della Regione Veneto per incentivare il turismo. La prossima settimana presenteremo un piano turistico importante, innovativo, non soltanto capiente dal punto di vista delle risorse economiche che metteremo, ma soprattutto nuovo, e nessuna regione in Italia ha fatto, ad oggi che mi risulti, un piano innovativo come quello che presenteremo noi.